poi la grande opportunità, ho conosciuto la grande Mina, che insomma voglio dire mi ha dato un sacco di consigli. Io ero troppo giovane per capire che stavo veramente avendo a che fare con una grande, e quindi come dire avevo la testa un po' nel pallone e mi era arrivato il successo diciamo un po' troppo presto nelle mie mani, per cui poi mi è sfuggito e lì è cominciata la gavetta. La gavetta perché ho cominciato a fare la vocalist per Wes, ciao Wes, che Wes insomma non c'è più, per Little Tony e ancora insomma ho lavorato con Venditti, con Gino Paoli, ho registrato le voci sugli Eurodischi con la Bertè per poi insomma finire al grandissimo maestro Peppino Di Capri, con il quale anche lì ho avuto una grandissima fortuna. Sono una ragazza fortunata perché insomma come dire la vita è fatta anche di incontri, lì ho girato il mondo con Peppino ed è stato bellissimo perché abbiamo calcato grandi palcoscenici come quello dove siamo adesso in questo momento. E siamo stati a Londra, siamo stati in Brasile, siamo stati in Germania, insomma, abbiamo veramente girato il mondo e lì ho avuto l'opportunità di approfondire la musica napoletana. CD che ho fatto, il 45 giri che feci a sede all'età di 16 anni con la EMI, ero in disco in italiano, dicevo scritto a quattro mani con Andrea Lovecchio, il testo era mio, la musica era di Andrea Lovecchio, la canzone si chiamava Amo e lì insomma come dire la critica mi definiva un po' con la Kim Carnes italiana, non so se vi ricordate Kim Carnes e Betty Davis, quella che cantava quella canzone con quella voce un po' roca insomma. E niente, poi appunto tornando al discorso di Peppino abbiamo girato il mondo e poi lì ho capito che la musica napoletana stava nel mio cuore, era nel mio sangue, nelle mie vene come tutti i napoletani e quindi poi la splendida idea di registrare questa sera, che è la canzone che mi ha dato, insomma, che mi ha fatto e mi ha portato al grande pubblico. Che stasera tu ci faccia via vita come bella, non la trovo una uscita come fascella, non ti senti scordare che stasera ha sentato un colpo e scalo quartiere, parli sola, sto giurando non mi credo che ci stiamo, non vedere paura, ma ci stiamo, troppo tempo se va con te, che non stai male come me. A dove stai? A dove stai? Oh, che bello quasi mi ricordo, ma fai passare. A dove stai? A dove stai? Ricampo al cuore della sciurta che stasera hai messo sulla te. Prima di questa sera però c'è una parentesi che non ho raccontato. Nel 1996 mi hanno scelta quale voce di Un posto al sole, ma io non la racconto, sapete perché? Perché molti non sanno che io sono la voce di Un posto al sole, in quanto sono la voce fantasma, perché nessuno mi vede.
mi si sente soltanto, per cui qualcuno mi scambia per Serena Autieri, qualcuna per Serena Rossi, insomma, mentre invece la voce di Un posto al sole sono io dal 1996 ad oggi, lo sono ancora, per mia grandissima fortuna, perché è molto bello entrare nelle case degli italiani alle 20:30 tutte le sere da 13 anni a questa parte. L'hanno cantata in tanti, l'ha cantata Gianni Lani, l'ha cantata Serena Autieri, l'ha cantata Serena Rossi, però insomma la voce ufficiale, lasciatemelo dire, sono io, con grande piacere. Ho un sorriso in più, quanti dolori si gettano via, ti aiuterò. Ho tanti amici noi, anime vere, che cercano il sogno di un'altra realtà. Se questa vita siamo noi, lasciare cose che non vuoi. Così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora ci sarà. Cosa ne pensa della crociera della musica napoletana? Stupenda, ci siamo divertiti e abbiamo visto una cosa particolare, poi soprattutto dedicata a Napoli, finalmente una cosa buona per noi napoletani. È la prima volta che faccio questa crociera della canzone napoletana. Sono rimasto entusiasta dell'iniziativa dell'organizzazione in genere e sono orgoglioso della canzone napoletana nel mondo. Per me è meraviglioso perché io stessa sono napoletana, però vivo a Monte Carlo. Quindi ho portato un gruppo con me di francesi, giustamente, per farli visitare Napoli e quindi vedere le bellezze di Napoli, che sono stupende. Per me è la più bella città del mondo, eppure ho viaggiato molto. Ciao Napoli TV, ciao! Il meglio, io sono un'italiana che vive all'estero, sono vissuta sempre all'estero e trovo veramente quello che il signor Spinosa ha organizzato fantastico. L'unica cosa che posso dire, peccato che non riescano tutti gli altri italiani a poter assistere a spettacoli del genere. Comunque io farò il mio meglio, quando ritornerò a casa farò un po' di reclame con i miei amici e spero che l'anno prossimo possiamo arrivare con un gruppo più grande. Ciao Napoli TV! Sì, prova, sì, prova, 1, 2, 3, 4, prova. C'è? I tre protagonisti sono ognuno lo specchio di un'epoca. Ci sta Mario Maglione che è fantastico con la chitarra acustica, Antonello Rondi che ha tutte le qualità di un grandissimo cantante di voce e poi abbiamo la più attuale Monica Sarnelli che è l'anima attuale di Napoli, si può dire, soprattutto al femminile. Tutti e tre sono i migliori. Ciao Napoli TV! In tutta onestà sono bravissimi tutti e tre, ognuno ha le sue caratteristiche e peculiarità che ti affascina, quindi non sono in grado di sceglierne uno in particolare, però la serata scorsa è stata una delle più belle sicuramente.